Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal palazzetto di Cagliari per la partita valida per la 20ª giornata del campionato Serie A2 di futsal femminile, con le due squadre in campo, il CUS Cagliari contro la San Marino Academy, ormai in campo con il fischio dell'arbitro che dà il via. San Marino avanti con Giudice, poi perde il pallone, prova il contropiede Garau è pronta sola e c'è subito il vantaggio a freddo di Garau. Prova con il tentativo di tiro, eccola ancora la 55 con il pallone tagliato per Patteri, sola con il tiro, la parata con Patteri. Adesso provata a chiudere il tiro e la parata, zona d'attacco ancora per il CUS che prova con il piazzato ancora di Patteri, altra respinta, scambio subito, pallone recuperato, Taglioli la mette dentro con la puntata, era entrata dalla panchina per il suo turno di riposo. Ancora Patteri che va a controllare il pallone, perde e poi Venturini prova il contropiede sulla destra, c'è Taglioli, Venturini prova con il tiro destro, Comandini parte in mezzo, Taglioli è sola con il destro, all'indietro Venturini prova a farsi largo, Venturini la palla resta lì e anzi no, è gol perché è proprio suo, è proprio di Venturini il gol dalla distanza. Prova un taglio verso Giudice che arriva prima sul pallone con Scarcella che la sporca in calcio d'angolo. Vaiente allarga su Venturini, prova con il destro, palla deviata da una ipotetica zona playoff, però c'è da giocare ancora con il tiro palla, con ancora il CUS vicina con Funes, poi porta palla Funes in mezzo, Patteri, palla fuori di poco. San Marino può allora provare con un tiro e il palo. Il San Marino che prova adesso con Nainggolan che va a respingere, pallone che resta lì, poi Comandini la parata della 55, poi lo scarico verso il tiro, il palo questa volta di Patteri, ora volta sfortunata con Villagra che tiene il pallone 2 secondi, un secondo, il pallone arriva su Taglioli mentre arriva il fischio finale che decreta la vittoria da parte della San Marino Academy contro il CUS Cagliari.